Buonasera signore e signori, siamo qua in Sala Lucchi a Verona per sentire cosa ne conta la Verona Reattiva a proposito del Bue. Qua con la signora Poli ne spiegherà esattamente qual è il processo migliore per riuscire a riutilizzare le nostre immondizie. Allora signora, oltre agli inceneritori, quali altri sistemi che avevano e altri per togliere da mezzo i rifiuti? Allora, il sistema che noi abbiamo messo a punto con diversi comuni parte dal fatto di considerare i materiali non rifiuti, ma tutti i materiali che noi depositiamo, non ci servono più, abbiamo rotto, oggetti eccetera, o sono fatti di plastica, di vetro, di alluminio, di ferro, o di legno, o di carta, per cui noi andiamo a recuperare tutti i materiali, le materie prime che vanno di nuovo nel ciclo produttivo. Quindi si tratta di assestare, mettere un sistema che parta appunto da queste suddivisioni di materiali, non troppo spinta perché poi ci sono gli impianti che devono riutilizzare tutto, noi riutilizziamo il 97%. Ecco, quindi la riutilizzazione di questi materiali sarebbe per il 97% e l'altro 3% che fine fareste? Il 3% è costituito prevalentemente dagli sfridi del vetro troppo piccolo, essendo anche sporchi, questi qua non possono essere conferiti dalle vetrerie, lo spazzamento dei piazzali, questo va depositato in discarica. 3% che ci avanza, ci stiamo studiando però ecco, cosa fare. Benissimo, quindi in sostanza i nostri rifiuti non è più roba da buttare via, ma è materie prime da riutilizzare un'altra volta quindi. Pensa che la plastica è fatta dal petrolio, possiamo noi permetterci di buttare via il petrolio? Allora per fare un vasetto di plastica basta con quello che si è rotto scioglierlo, metterlo nello stampo e ce lo fai. Se invece tu devi andare a prendere sul petrolio, lavorare per fare tutte le strade, 95% di risparmio solo energetico. Ecco, un'altra domanda, questa lavorazione, sarebbe la lavorazione a freddo quindi del rifiuto, adesso attualmente può essere proposta anche su vasta scala o solo su piccole entità? No, guarda, il sistema funziona sia per i piccoli comuni sia per le grandi città. Noi abbiamo appena collaborato, lì in provincia di Roma è nato un impianto che sta gestendo 40.000 tonnellate. In Sardegna parte a giugno un altro impianto. In Sicilia stiamo collaborando, già una prima fase è compiuta e l'altra si completerà entro il mese di settembre. Il cittadino capisce bene se ha quella sensazione che quello che lui fa è il fine del recupero, perché c'è un altro motivo, il cittadino risparmia, perché non ci sono costi di smaltimento, ci sono solo i ricavi della vendita di materiali. Bisogna fare una nuova cultura, cioè considerarli materiali e riutilizzarli, averne cura, depositarli al posto giusto e fare dapprima una selezione e poi un trattamento. È tutto normato, c'è la legge, non ci siamo inventati niente, abbiamo applicato le leggi esistenti. Certo è una cosa, questi che tu chiami rifiuti io chiamo materiali, o li portiamo a riciclo, o li portiamo in discarica, o li portiamo in inceneritore, però ci vuole anche una discarica in cuore. Allora a riciclo sia un beneficio, a discarica sia un problema, incenerimento più discarica sia un altro problema. Da questo principio noi siamo partiti. Ecco, allora mi sento di dire per l'ennesima volta, bisogna sempre come al solito votare, controllare ma anche assigare.